Ciao, mi chiamo Andrea Pellegrini, sono del gas di Potenza e faccio parte del coordinamento del DES del territorio parmense. Il progetto PDO è stato il progetto del 2012 per quanto riguarda il DES di Parma e riguardava la creazione di un circuito per la vendita di prodotti freschi, in particolare frutta e verdura, da distribuire non solo ai gas ma a tutti i cittadini. Quindi noi abbiamo creato un gruppo di produttori il più possibile locali, quindi della zona della provincia di Parma, e c'è una cooperativa sociale che si chiama Il Ciotolo che ci fa la gestione di tutto l'ordine, in particolare raccoglie la disponibilità dei produttori, raccoglie gli ordini dai gas, fa le cassette e poi le distribuisce un giorno alla settimana in un quartiere di Parma. All'inizio era solo la distribuzione della cassetta, poi abbiamo visto che la gente era interessata e abbiamo deciso di far intervenire ogni giovedì uno dei produttori del progetto che vende i propri prodotti. Quindi praticamente il giovedì c'è la distribuzione delle cassette e in più uno dei produttori del progetto che vende a tutti, a chiunque vada, il proprio prodotto. La cosa che ci ha fatto piacere di questo progetto è che siamo riusciti a contattare un buon numero di cittadini normali che erano assolutamente al di fuori del circuito del gas stessi e che hanno cominciato ad avvicinarsi semplicemente perché cercavano di capire per curiosità cos'era, poi hanno provato i prodotti, sono rimasti contenti. Noi abbiamo fatto, ogni volta distribuivamo, davamo via un piccolo volantino che aveva spiegato cos'era questo progetto e diverse famiglie sono iscritte a questo progetto non facendo parte di nessun gas. Per il distretto la difficoltà che abbiamo incontrato è quella di coinvolgere sia le realtà dell'economia solidale sia i gas, perché poi non è facile coinvolgere tutti i gas della zona. Quindi il consiglio che vi do è di puntare molto su questo aspetto, cioè sul coinvolgimento dei gas ma anche dei produttori, di concentrarsi sul cercare di coinvolgere il più possibile questi soggetti.